Almeno ci vediamo. Esatto. Allora, se ci accomodiamo, iniziamo. Di bacino. Stiamo aspettando Davis Casetta che dovrebbe moderare la sessione. Eccolo qua. Quando siamo pronti con la diretta, dimmi tu il via. Allora, buon pomeriggio a tutti, ci siamo ricollegati qui da Conegliano per l'Ecoforum, siamo nella seconda sessione di oggi in cui ci sarà un confronto tra i consigli di Bacino. La sessione sarà introdotta da una piccola introduzione di Luigi Lazzaro e poi Davis Casetta modererà la sessione. Sì, molto velocemente, per chi ha seguito i lavori della mattina, è il punto di partenza rispetto a questa discussione che va a coinvolgere direttamente gli amministratori, quindi i consigli di bacino, che poi si trovano a dover gestire l'organizzazione anche nel contesto che abbiamo visto concreto di nuovo piano dei rifiuti, e quindi per noi il punto di partenza oggi, e ringrazio i consigli di bacino che sono riusciti a essere qui oggi, i rappresentanti dei consigli di bacino, è molto importante per provare a mettere giù quelle prime pietre che possono andare a formare le fondamenta di un pilastro così importante che sarà poi il comitato regionale, che avrà un ruolo, sarà un perno importante dei lavori futuri rispetto al raggiungimento degli obiettivi del piano rifiuti regionale. Io passerò la parola subito a Davis Casetta, colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti i partner di Ecoforum che l'hanno reso possibile, però in particolare per ringraziare soprattutto l'operatività che ha reso possibile questo Ecoforum, dalla coordinatrice che è Melissa Morandin, che molti di voi hanno sentito, a tutto lo staff che è qui presente oggi, a quello che purtroppo non è presente perché tra malattie e periodo di ritorno purtroppo anche dei contagi da Covid, facciamo i conti anche con questo. Quindi ringrazio veramente tutti perché rendono possibile ogni anno non solo questo momento di confronto, ma poi anche la realizzazione del rapporto che andremo a scoprire domani. Se qualcuno oggi ha letto la stampa, alcune anticipazioni le abbiamo date, ecco, elementi di ragionamento che secondo noi sono utili anche ai consigli di bacino. Nei territori insistono gli amministratori locali, ma insistono anche altri enti come ad esempio i parchi, le aree naturali, le aree protette o ad esempio i siti patrimonio UNESCO, patrimonio mondiale dell'umanità. Sono enti che non hanno una gestione diretta nel ciclo dei rifiuti, però in qualche modo subiscono sia per gli aspetti naturali che possono essere compromessi dalla presenza, dalla mala gestione dei rifiuti, ma anche per gli aspetti turistici e quindi di attrattività che sono molto importanti, sui quali un lavoro sinergico anche con questi enti può portare a raggiungere più rapidamente i risultati sperati, e che oggi proviamo un attimo a sentire anche dalle vostre parole sui piani futuri, su come i consigli di bacino e gli enti e gli amministratori intendono approcciare questo cambiamento. Davis, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio intanto Legambiente per avermi invitato qui oggi a moderare il tavolo di discussione. E io inviterei subito Stefania Tesser di ARPAV e Francesco Chiosi della Regione Veneto, che ci danno un'introduzione su quella che è la pianificazione dei rifiuti a livello regionale, per poi passare la parola ai rappresentanti dei consigli di bacino e insomma capiremo il perché della... Se volete accomodarvi ci sono i microfoni, come preferite. Questo appunto per dare un'introduzione su cosa ci aspetta nei prossimi anni dal piano di gestione dei rifiuti della Regione Veneto, soprattutto in termini di costituzione del bacino unico di smaltimento, come sapete a livello regionale, che è finalmente la quadra delle attività degli ultimi decenni dei vari consigli di bacino, per poi arrivare ad occuparsi in maniera organica, oltre che della raccolta, anche del trattamento finale dei rifiuti. Comincerei con la Regione Veneto. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti. Inizierei con una breve presentazione sostanzialmente finalizzata ad allineare quello che è il ruolo dei consigli di bacino nell'ambito della strategia regionale di gestione del rifiuto urbano. Ecco qua, allora, strategia regionale che, un attimo che prendo il, ecco qua, vediamo se vado avanti, no? Ecco qua, che ovviamente è contenuta, diciamo, e inquadrata nell'ambito dell'aggiornamento di piano regionale di cui ha già descritto le principali linee e le principali attività in agenda il dottor Giandon nel corso della mattinata. Allora, chiaramente come obiettivi, no, ci siamo dati nell'ambito di una sostanziale continuità con gli obiettivi della precedente pianificazione, del piano del 2015, che abbiamo visto aver già prodotto ottimi risultati nell'ambito della gestione del rifiuto urbano. La necessità era quella di comunque adeguare lo strumento a che cosa? Alle nuove richieste previste dall'introduzione del pacchetto sull'economia circolare, quindi un ammodernamento del piano in questo senso, nuovi obiettivi del Green New Deal e PNRR, e poi sostanzialmente in quello che era l'innalzamento dell'asticella di cui si parlava, quindi mantenendo gli obiettivi di piano, aumentare, diciamo, gli indicatori, i risultati attesi da parte degli indicatori, quindi incentivazione massima di riduzione dei rifiuti e recupero, fronte di smaltimento solo residuale e attenzione alle attuali tematiche sui rifiuti plastici e rifiuti di transizione energetica. Quindi vedete spunti di continuità col piano del 2015 e i punti chiave dell'aggiornamento, che erano appunto un aggiornamento sugli scenari di riferimento, sui target che abbiamo già visto, e in modo particolare qui introduciamo un attimino più la tematica dell'intervento, no? La regia regionale nella gestione dei flussi RUR e scarti, che è una regia sostanzialmente che va poi a interagire e a creare rete con i consigli di bacino nell'ambito della regione. Poi altri punti chiave erano l'aggiornamento regionale per l'economia circolare e il fondo incentivante con le 3 linee di finanziamento. Per quanto riguarda le competenze dei consigli di bacino, è stato fatto un ammodernamento, una revisione in termini di attualizzazione di quelle che erano le competenze già stabilite dalla legge 52 del 2012. Quindi le ho evidenziato un attimino in neretto nella colonna di sinistra, quindi l'approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unici per il bacino di competenza. La seconda, che non è meno importante, non è evidenziata per una semplice dimenticanza, ma è importante, cioè la sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti ai sensi degli articoli 178 bis e 178 ter, stiamo parlando dei regimi di responsabilità estesa dei produttori, per il bacino di competenza e rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati. Poi l'adozione del regolamento tipo Tari unico a livello di bacino territoriale e l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. Come vedete c'è un po' un'evoluzione, ci sono concetti nuovi, termini nuovi che vanno a declinare in modo attuale quelle che erano le competenze istitutive dei consigli di bacino previste dall'articolo 3,6 della legge 52. L'ulteriore salto in avanti, diciamo, a mio avviso, cioè quello che veramente rappresenta il punto di svolta, come è già stato anticipato, è, va bene, qui avevo riportato anche altri importanti adempimenti, diciamo, previsti per i consigli di bacino. I primi due, credo ne parlerà la dottoressa Tesser più approfonditamente, erano delle azioni previste per accedere alla linea 2 del fondo incentivante in termini di riuso e di riduzione dello spreco alimentare. La terza, interessante, quando il generale Tomiato questa mattina parlava del nuovo obiettivo introdotto sul tasso di riciclaggio come strumento per, diciamo, dare un ritorno ai cittadini di quelli che erano anche gli sforzi fatti nell'ambito della raccolta differenziata. Mi aveva colpito l'intervento del collega stamattina, del Cesare McImport, che parlava della stanchezza dei cittadini nel rispettare determinate azioni, determinati comportamenti virtuosi in termini di raccolta differenziata. È giusto dare una risposta anche in questo senso, per cui
per l'introduzione del tasso di riciclaggio e quindi delle misure previste per monitorare questo tasso di riciclaggio attraverso l'esecuzione di apposite campagne merceologiche secondo una metodologia standard che verrà definita dall'osservatorio su principali frazioni di rifiuti urbani e poi con comunicazioni annuali all'osservatorio stesso. Ma dicevo, la parte forse più significativa ancora di tutto è la competenze del Comitato di Bacino regionale. Se vedete la differenza tra la colonna di sinistra e quella di destra, cioè tra quello che era previsto, diciamo, nella legge regionale 12 e quello che invece oggi è rimarcato puntualmente nell'aggiornamento di piano, si passa da una funzione di tipo, diciamo così, di raccolta, collettamento dati e monitoraggio delle attività dei consigli di bacino, importantissima funzione, ma ha una funzione molto più, diciamo, responsabilizzante e incisiva dal mio punto di vista, cioè di ingresso, diciamo, di diventare lo strumento principale nel supporto alla regione nella definizione di criteri per la gestione dei flussi del rifiuto urbano. Quindi condividendo con la Regione quella che è sono gli obiettivi di questa attività. Abbiamo parlato di saturazione di capacità di incenerimento con recupero energetico, per esempio, e ricorso solo residuale allo smaltimento in discarica, ma anche l'elaborazione di proposte di organizzazione strategica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il supporto nella definizione della tariffa unica, che è a sua volta obiettivo dell'aggiornamento di piano, e poi la funzione comunque di fornire indirizzi generali operativi ai consigli di bacino per una regolamentazione omogenea del servizio pubblico a livello regionale. Quindi si riscontra proprio un potenziamento nell'idea delle funzioni, nell'elevazione della portata, dell'importanza del comitato di bacino regionale. Per quanto riguarda l'attività che oggi stiamo facendo, adesso do uno sguardo a quelle che sono le attività in corso, diciamo così, il cantiere. Stiamo nel corso del 2022, abbiamo nelle more della definizione di questi strumenti previsti dall'aggiornamento di piano e dell'aggiornamento di piano stesso che è stato approvato ad agosto, abbiamo iniziato un percorso di come dire, mettere a regime e collaudare un po' degli strumenti per l'esercizio di queste funzioni di regia dei flussi a livello regionale. Per cui, partendo dal fatto che dal 1 gennaio 2023 il piano prevede che i consigli di bacino siano obbligati a conferire a rifiuto urbano, residui e rifiuti del trattamento provenienti dal territorio di competenza alla rete di impianti individuati nel piano, che sono gli impianti minimi sostanzialmente, di cui abbiamo parlato stamattina, è previsto che cosa? Che è previsto che entro l'anno la Giunta emani una delibera dove venga definita e programmata la gestione dei flussi previsti per l'anno 2023 e poi questa cosa dovrà avvenire evidentemente ogni anno. Al fine di, oltre che quindi prevedere quindi obbligo da parte dei consigli di bacino di portare il RUR negli impianti di piano previsti e quantificazione e pianificazione del fabbisogno di collocamento degli scarti dal trattamento e recupero delle raccolte differenziate. Questo con l'obiettivo finale appunto di garantire l'autosufficienza a livello regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, scarti e sovvalli, dando priorità al recupero ovviamente in impianti di recupero energetico e utilizzo delle discariche solo in via residuale. Ovviamente, mettendosi dalla parte dei gestori, questo comporterà l'obbligo da parte dei gestori di ricevere il RUR che sarà previsto, diciamo, in allocazione da parte della pianificazione regionale e provvedere alla sottoscrizione di specifici accordi con i consigli di bacino per la definizione di quota di scarti del recupero delle raccolte differenziate a cui dare collocamento. Sostanzialmente sarà previsto un allocamento degli scarti raccolte differenziate nei vari impianti di piano e questo poi dovrà portare chiaramente a un contatto da parte dei consigli di bacino con i gestori per verificare se ci sono le condizioni per rispettare, diciamo, questo allocamento previsto.
l'attività di cui parlavo ha portato quasi subito, l'aggiornamento di piano è del 9 agosto, il 22 agosto, ad un primo provvedimento regionale, nel quale è stata ipotizzata una griglia di programmazione e di allocamento del RUR per l'anno 2022. Chiaramente era un'attività a lavoro in corso, quindi è arrivata, diciamo, in corsa a metà anno, quindi non poteva che essere indicativa di quello che sarebbe stato, in termini di proiezione di quello che sarebbe stato la vera e propria programmazione 2023. Per cui insomma si era precisato che i flussi definiti nel provvedimento non erano vincolanti per l'anno 2002, ma di fatto orientativi, e soprattutto era richiesto entro il 30 ottobre di trasmettere alla Regione e ad ARPAV la previsione dei flussi programmati per l'annualità 2023 in termini sia di RUR sia di scarto del pretrattamento, quindi CSS, e poi del rifiuto ingombrante tal quale dopo triturazione, e scarti del trattamento e raccolta differenziata, quindi con un quadro, diciamo, molto più articolato e completo di quanto avvenuto prima, giustificandone gli scostamenti eventualmente previsti dal quadro programmatico in approvazione. Nel corso di un incontro fatto, che è stato in assenza del Comitato Unico Regionale, di cui ancora non è istituito, è stato fatto un incontro con tutti i consigli di bacino, a cui sono stati dati dei criteri, l'indicazione dei criteri che sarebbero poi stati utilizzati per la definizione della programmazione 2023. E qui abbiamo riportato un attimino quelle che sono le indicazioni che sono state date, per esempio per quanto riguardava gli scarti della raccolta differenziata, quindi il fatto che la gestione negli impianti di piano degli scarti necessitasse di una quantificazione da parte dei consigli di bacino, la sottoscrizione di specifici accordi con gli impianti di piano qualora intendessero usufruire della quota di scarti che sarebbe stata prevista, diciamo, e resa disponibile dalla programmazione regionale, l'informazione comunque dei quantitativi di scarti e raccolta differenziata che il Consiglio di bacino avrebbe inteso inviare, indirizzare fuori regione, per quanto non quindi inserita nella programmazione. E poi anche la collocazione degli scarti di trattamento di raccolta differenziata proveniente da fuori regione, che insomma, è stata data l'indicazione che questa, anche se trattata in impianti veneti, non sarebbe rientrata nella programmazione dei flussi. Per finire, in sintesi, un breve flash di quelle che quindi sono le attività oggi in corso, che sono appunto in fase di approvazione questa bozza di programmazione dei flussi con un provvedimento che ne cercherà di dettare anche le condizioni di applicazione di questa attività 2023, che è in fase di approvazione e che è stata presentata 2 giorni fa ai consigli di bacino. Entro fine anno, in realtà abbiamo avuto oggi, è stata approvata, abbiamo avuto oggi il numero di delibera e verrà pubblicata nei prossimi giorni, un'istituzione di una segreteria tecnica tra Regione e ARPAV per l'attuazione di tutti gli obiettivi previsti dal piano regionale di gestione rifiuti. Quindi non solo per quelli, diciamo, relativi ai rifiuti urbani di cui abbiamo parlato oggi, ma anche per esempio per quelli relativi ai rifiuti speciali. L'istituzione del Comitato Unico di Bacino, che a questo punto diventa il prossimo indispensabile passo per andare avanti nelle attività e nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati, e a seguire, diciamo, all'inizio del 2023 chiaramente partirà il nuovo cantiere, diciamo, dell'elaborazione dei criteri per la tariffazione unica, che dovrà trovare conclusione nell'ambito del 2023 per poi arrivare alla sua applicazione dal 1 gennaio 2024. Io avrei concluso. Grazie. Bene. Ringrazio il dottor Francesco Chiosi. Passerei la parola a Stefania Tesser di ARPAV, ARPAV Osservatorio Rifiuti, che naturalmente collabora con Ecoforum da tempo, perché è il soggetto che fornisce poi che raccoglie i dati sulla gestione dei rifiuti in Veneto, e quindi è lo strumento di monitoraggio poi che supporta anche il buon andamento del piano rifiuti. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Molto ha già detto Francesco rispetto all'attività condivisa di gestione dei flussi, per cui andrò via abbastanza veloce proprio sulla operativamente cosa i consigli di bacino dovranno fare nei prossimi mesi. Insomma, Francesco ha già parlato del ruolo chiave nella governance, perché la Regione i flussi li farà su indicazione del Comitato di Bacino regionale, che sappiamo è composto dai presidenti dei consigli di bacino. La segreteria per l'attuazione del piano rifiuti, la delibera che uscirà prevede che possa prevedere dei tavoli con i direttori dei consigli di bacino, quindi tutti saranno chiamati anche dal punto di vista tecnico a collaborare alle scelte gestionali. E poi appunto ogni consiglio di bacino dovrà avere un ruolo attivo nel raggiungimento di quei famosi numeri che noi abbiamo visto a livello regionale, perché gli unici, i principali promotori per arrivare a quell'80% di residuo, 80 kg di residuo e 84% di raccolta differenziata, sarà come i consigli di bacino riusciranno a attuare al meglio la loro visione rispetto agli obiettivi di piano. Visione che si attuerà appunto tramite regia regionale di cui abbiamo già parlato, tariffa unica, ma anche sistemi di responsabilizzazione dell'utenza che abbiamo visto sono un po' la chiave per raggiungere le migliori performance su cui l'obiettivo di piano è costruito. Su questo, l'aveva già anticipato il direttore di ARPA, io ne approfitto l'occasione per invitare tutti. Il 16 dicembre arriverà l'invito a Venezia, dove avremo un momento di confronto proprio sul progetto che abbiamo fatto relativo ai sistemi PATE, che tutti conosciamo bene, ma anche KATE, Know As You Throw, proprio come incentivare la consapevolezza degli utenti per fare sempre meglio. Anche chi è in tariffa puntuale, tramite determinati sistemi di coinvolgimento delle utenze, può spingersi ancora di più. Viceversa, chi deve ancora fare dei salti importanti ha necessità di accompagnare i cittadini in una chiave di consapevolezza del ruolo che viene chiesto. I numeri sono declinati, quegli 80 kg hanno una declinazione per consiglio di bacino, quindi sono personalizzati sulla base di quanta strada uno ha già fatto, e quindi gli obiettivi sono ambiziosi per molti, e anche sulle capacità di chi si è messo poco in moto fino adesso per 1000 motivi e dovrà scalare le marce un po' prima per raggiungere quegli obiettivi. Anche questi numeri sono costruiti con un ICT, che è un indice di complessità territoriale, che è stato calibrato per ogni bacino. Anche questo indice non è statico, negli anni potrà avere delle revisioni che dovranno essere concordate con i consigli di bacino, per cui il ruolo del consiglio di bacino è anche di entrare nel merito della complessità territoriale. Questi numeretti non sono fini a loro stessi, quei chili, perché sono quelli che al raggiungimento di questi sono al 2030, poi ogni anno c'è una previsione del piano che darà un RUR annuale per ogni consiglio di bacino. Allora quel RUR che il piano prevede avrà la garanzia di essere collocato negli impianti di piano. Tutto un eventuale surplus che i bacini ancora produrranno dovrà essere allocato al di fuori della regia regionale, per cui questo richiama un po' la responsabilità rispetto ai numeri che sono stati messi. E poi questi numeri sono fondamentali anche perché il fondo incentivante ha la linea 1 che è dedicata ai bacini virtuosi. I bacini virtuosi sono catalogati come quelli che sono già bravi perché le performance sono già le migliori pratiche, ma anche quelli che nel tempo avranno dimostrato di incidere in maniera importante sul secco residuo, per cui non solo chi storicamente è già bravo, ma anche chi migliorerà nei prossimi anni in maniera importante, e anche questi rientreranno nei bacini virtuosi. I numeri della raccolta differenziata sono tutti molto ambiziosi. Cosa c'è da dire su questo? È già stato anticipato, si parla di raccolta differenziata e l'obiettivo sulla raccolta differenziata perché la normativa nazionale ancora impone questo numero, ma noi guardiamo al tasso di riciclo. Quindi il miglioramento della raccolta differenziata non deve determinare un peggioramento della qualità delle raccolte. Per questo il piano, all'articolo 28, ha chiesto espressamente ai consigli di bacino di trasmettere annualmente le analisi merceologiche che i gestori già fanno, non viene chiesto un aggravio economico con ulteriori analisi, tutti i gestori ce le hanno, per cui verranno acquisite
in modo che lo standard, insomma, di lettura sia uguale per tutti, e sulla base di queste analisi ARPAV andrà a verificare il mantenimento degli standard qualitativi delle raccolte. Oltre, diciamo, a conformare la programmazione di bacino agli obiettivi del piano, per cui mirare a quei numeri, un'altra delle condizioni per accedere al fondo incentivante è che ogni consiglio di bacino abbia attivato, o in tutto il consiglio di bacino o anche in alcuni comuni del consiglio di bacino, delle iniziative di prevenzione. Queste sono chieste dalla normativa nazionale, cioè l'inserimento nei piani è determinato a livello nazionale, e le iniziative di prevenzione devono riguardare riuso e riutilizzo dei beni, per cui anche il centro del riuso in house che Savno ha inaugurato è un'iniziativa di prevenzione, insomma, che potrà rientrare. Poi quelle dello spreco alimentare, anche in questo caso in molti territori, potrei dire quasi in tutti, almeno un comune che ha attivato un'iniziativa di prevenzione in entrambe queste due categorie c'è, e queste sono condizione sine qua non per l'accesso al fondo incentivante. Questo era un doppione. Ruolo dei consigli di bacino anche nel contrasto al littering e nel contenimento della dispersione dei rifiuti plastici. Il piano prevede infatti all'articolo 27 che la Regione promuove accordi con i consigli di bacino e i consorzi di bonifica per coordinare le attività di pulizia degli argini e anche di sfalcio d'erba. Sappiamo che spesso il consorzio di bonifica che sfalcia magari lo fa senza aver fatto la pulizia, quindi tutti i rifiuti che ci sono si frantumano in microplastiche e quindi è ancora più complicato poi eventualmente asportarle. I consigli di bacino da piano dovranno prevedere anche delle campagne di sensibilizzazione al contrasto del littering, dell'abbandono, e poi la Regione definirà, e anche in questo caso dovrà farlo con i consigli di bacino e soprattutto con i territori, insomma, diciamo del litorale, per definire le modalità di recepimento della legge Salvamare. Una sola cosa sulla legge Salvamare: sappiamo che si chiama Salvamare, ma va a normare tutto quello che al mare arriva, per cui quello che viene intercettato, i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, ma sale a ritroso anche lungo il corso dei fiumi, dove i rifiuti poi arrivati al fiume scendono al mare, per cui diciamo che è ampia, pur chiamandosi Salvamare va a normare anche i vari corsi d'acqua. I consigli di bacino, così come i comuni, sono stazioni appaltanti. Sulle stazioni appaltanti il codice degli appalti prevede l'obbligatorietà del ricorso all'introduzione dei CAM, dei criteri ambientali minimi. Anche su questo il piano, all'articolo 30, dice che in ogni caso le stazioni appaltanti dovranno spingersi, ove possibile, chiaramente al 40% dei materiali riciclati in genere nelle procedure di gara, nelle opere correlate a recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, che sono un po' il problema attuale di questi piazzali pieni di materiali. Questo dovrà essere anche in questo caso il 40% nelle opere regionali e di interesse regionale. Anche in questo caso il mancato rispetto delle percentuali negli appalti potrà essere motivo ostativo per l'accesso a contributi o finanziamenti per appalti di opere regionali o di interesse regionale. Scusate, sono rimaste le cose, due pezzi della slide precedente. Io avrei concluso. Vi ringrazio. Grazie a Stefania Tesser. Prima di invitare qui a sedersi i rappresentanti dei consigli di bacino, una battuta veloce con la Regione Veneto per capire appunto il 2023 cosa ci aspetta in termini di rapporto con i consigli di bacino, di comitato unico, che così apriamo poi la discussione con loro. Allora, il 2023 per quanto riguarda il comitato unico speriamo che porti la sua istituzione innanzitutto, quanto prima. Diciamo che quei passaggi di cui ho parlato alla fine, quella istituzione della segreteria tecnica, era un po' l'atto propedeutico, diciamo, alla sua istituzione, per cui confidiamo nel fatto che questa adesso possa, diciamo, avvenire in tempi brevi. Cosa porterà poi il 2023? Beh, porterà questo primo anno, diciamo, di applicazione della programmazione regionale dei flussi, chiamiamolo così, in modo integrale. Okay. Per cui
prevederà una iniziale comunicazione delle programmazioni di allocazione dei flussi secondo quanto previsto dalla programmazione e un suo poi monitoraggio periodico da parte dell'osservatorio e della regione, che porterà a capire quello che è lo scostamento, quindi a lavorare insieme con i consigli di bacino per capire quello che poi è lo scostamento, diciamo, dell'attività reale da quella che può essere un'attività, diciamo, di programmazione iniziale fatta sui numeri degli anni precedenti, no? E quelle che possono essere poi le azioni correttive, tenendo presente che poi questa attività sarà anche necessaria appunto per verificare l'effettivo rispetto della priorità data dai conferimenti agli impianti di recupero energetico rispetto alle discariche, e anche in relazione all'affrontare eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, date da motivi più svariati, che potrebbero essere significative variazioni della produzione dovute a qualche evento, piuttosto che problemi a qualche impianto di piano che costringa un po' a riallocare. Ecco. Quindi ci sarà tutta questa attività sicuramente molto, molto, molto intensa e molto, diciamo, più stringente anche nei rapporti con i consigli di bacino, diciamo, sulla scorta di quello che è avvenuto nell'ultima parte del 2022. Ecco. Ok, grazie. Io vi inviterei, perché le sedie sono un po' limitate, se però vi fermate qui davanti, che così restate a disposizione magari per una... Dividiamo gli interventi dei bacini in due gruppi, restate appunto a disposizione per un confronto. Allora vado in ordine meramente alfabetico di come se li ho in lista. Allora invito a sedersi Andrea Baldisseri per il Consiglio di Bacino di Vicenza, poi ho Andrea Bombieri per il Verona Nord, e Cristofani Giuseppina per il Bacino Brenta e Laura Salvatore per Padova Centro. Intanto direi, poi prego, accomodatevi. Parto da sinistra verso destra, quindi invito Baldisseri a prendere la parola. Allora, abbiamo capito insomma che il 2023 vi aspetta, come dire, un momento di confronto e sinergia tra bacini per arrivare a capire appunto, a partire dalle esigenze del territorio, cosa uno può dare in termini di impegno sulla differenziata piuttosto che sullo smaltimento e impianti di recupero, e trovare una quadra poi a livello di bacino unico regionale. E a che punto è il vostro consiglio di bacino, il vostro piano e cosa vedete all'orizzonte? Grazie. Bene, grazie intanto dell'invito per questo pomeriggio, per questa giornata. Allora, noi abbiamo un gap di partenza perché siamo uno degli ultimi bacini che sono partiti, ci siamo costituiti di fatto a fine 2019 e quindi, come dire, siamo in ritardo su tanti anche adempimenti di tipo amministrativo. Per quello che riguarda, noi avevamo già predisposto un piano d'ambito, ci siamo bloccati perché è partito l'aggiornamento del piano regionale, quindi adesso stiamo procedendo all'aggiornamento di quelle linee che avevamo già predisposto in modo che siano ovviamente coerenti con la pianificazione prevista dalla regione. Diciamo questo, che però le linee di intervento, le politiche sostanzialmente non cambiano e ve le dico così sinteticamente. La prima è prima veniamo mostrati gli obiettivi di piano per quello che riguardava la produzione pro capite di RUR e per quello che riguarda la raccolta differenziata. Ecco, noi queste due cose le teniamo molto, molto separate in termini di valutazione, nel senso che il dato di produzione di rifiuti è un dato incontrovertibile che ovviamente più basso sarà, meglio è, nel senso che noi possiamo continuare a differenziare sempre meglio, ma se producessimo più rifiuti il risultato sarebbe lo stesso. Sul discorso della differenziata, vuoi perché siamo, come dire, abbastanza in linea con gli obiettivi di piano, l'azione si capovolge nel senso che miriamo a mettere un sistema di verifica di qualità, chiamiamolo come vogliamo, che il numero che esce come percentuale, l'80, l'82, l'84, l'79,
si tramuti anche in un dato effettivo, cioè il differenziamento arriva a quelle percentuali. Quanto di quel flusso però va effettivamente a recupero e quanto da questo abbiamo uno scarto? Perché ora lì andiamo sugli aspetti oggettivi, anche perché sentivo all'inizio il ragionamento fatto sulla stanchezza dei cittadini, no? Bisogna anche dare dei segnali di credibilità su questo. Allora, uno è sicuramente quello tariffario e non ci piove, ma l'altro è quello anche di dare una maggiore evidenza di quali sono i risultati di questo sforzo che quasi ognuno, non tutti, ma quasi ognuno di noi fa. E quindi questo è un aspetto. Sul discorso potenziamenti, noi abbiamo individuato, diciamo, anche qua altre due linee di intervento. La prima è andare a prendere in mano ed incentivare per quelle 2-3 frazioni meno mature delle altre, diciamo così. Cioè il discorso del verde, del vetro, della carta, eccetera, sono in qualche modo un patrimonio consolidato, migliorabile ma consolidato. Quindi noi abbiamo individuato nel tessile un aspetto, ecco, una cosa recente che abbiamo fatto per dirvi su questo, siccome avevamo un avanzo di bilancio, abbiamo destinato come contributo ai comuni per dotare i centri di raccolta dei contenitori per il discorso del tessile. Il secondo, anche questo sicuramente, visti i dati poi del recupero effettivo, su cui spingiamo, è quello legato ai RAE. Cioè, recupero RAE, tanto più c'è una differenziazione spinta a livello di raccolta, quanto più migliora il recupero. Quindi per dirvi, ecco, solo per fare qualche esempio, non mi dilungo troppo, no? A febbraio, quando c'è stato il bando PNRR, diversi comuni hanno partecipato per ampliare, adeguare, creare da nuovo dei centri di raccolta. Ecco, noi già su questo, nel dare il nulla osta a quella che era la richiesta di finanziamento, abbiamo spinto sull'aspetto tessile, abbiamo spinto sull'aspetto differenziazione RAE e il terzo, così chiudo il cerchio, è la parte inesplorata, se non parzialmente, che è quello della preparazione al riutilizzo. Stiamo spingendo moltissimo su questo, perché secondo noi nell'aumentare i livelli di raccolta differenziata rispetto a quello del precedente piano, sulle frazioni mature sì, possiamo limare qualcosa, ma non è quello. Cioè dobbiamo andare ad esplorare, secondo noi, queste due filiere, cioè i rifiuti fino adesso un po' trascurati, ma perché c'era altro da fare, ma soprattutto il discorso della preparazione a riutilizzo. Ok, grazie. Non vi ho detto che vi do 5 minuti a testa, ringrazio Baldisseri che è stato ampiamente dentro ai tempi e quindi passerei al Consiglio Brenta. Sì, noi avevamo anche una presentazione, ma scorro via veloce. Anche noi siamo coevi del bacino di Vicenza, nel senso che di fatto il Consiglio di Bacino Brenta si è istituito, cioè ha trovato in qualche modo una governance solo a fine 2019, quindi è sostanzialmente recente. Quello che abbiamo fatto, allora, ha una caratteristica particolare il nostro bacino, nel senso che è a cavallo di 2 province e quindi eredita in qualche modo una realtà abbastanza particolare anche dal punto di vista poi insomma della presenza della montagna, una parte della collina perché abbiamo i Colli Euganei eccetera. Sono 67 comuni e quindi noi ci siamo trovati di fronte a una frammentazione abbastanza importante pur in presenza di un gestore prevalente che era già in tassa a corrispettivo e quindi in qualche modo aveva già tracciato una via con un porta a porta, eccetera. Quello che, su cui abbiamo accelerato è il tentare di dare una regia d'ambito e quindi andare a ridurre questa frammentazione. Per cui abbiamo accelerato i processi di liquidazione degli ex consorzi, che era un vincolo, diciamo, per l'assunzione di titolarità da parte dei consigli di bacino, che è stato un percorso più facile laddove il consorzio era in qualche modo un enclave nell'ambito
e un po' più complesso, laddove, come dire, bisognava cooperare con altri consigli di bacino, non perché non ci fosse collaborazione, anzi, ma perché ovviamente ci sono aspetti diversi di riallocamento delle risorse piuttosto che delle proprietà di questi consorzi. Fatto questo, abbiamo scelto di procedere velocemente redigendo una pianificazione d'ambito di cui non eravamo dotati. Siamo usciti prima con uno stralcio finalizzato in qualche modo alla candidatura alle varie linee di finanziamento PNRR, quindi a gennaio, e poi, come dire, il piano è stato confezionato e strutturato a luglio, diciamo, ed è già assolutamente in linea con l'aggiornamento del piano regionale, perché insomma i dati e le previsioni erano già insomma, note, e quindi segue questa linea. Ci siamo dati 13 linee di indirizzo in cui declinare misure e azioni, e nel frattempo abbiamo, fatta la ricognizione delle gestioni precedenti, scelto di lavorare anche sull'unificazione dei PEF e dei bacini tariffari. Ora, era abbastanza improbabile riuscire ad arrivare con un PEF unico e unitario partendo da una frammentazione così ampia, per cui abbiamo ragionato per macro aree territoriali, cercando di creare dei PEF unitari per gruppi di comuni che avessero caratteristiche territoriali di forma di gestione, piuttosto anche insomma, che di allineamento tariffario simile. Quindi noi siamo passati da una realtà di 67 PEF a una realtà di 19 PEF, di cui 4 subambiti e alcuni casi particolari che hanno poi richiesto anche l'istanza insomma, di soprasoglia per ARERA. Quindi abbiamo cercato di fare questa unificazione. Nel frattempo l'Assemblea dell'ambito ha individuato la forma di gestione nell'in-house providing, a favore del gestore prevalente, perché era l'unico gestore del territorio che avesse le caratteristiche capitale pubblico, intero capitale pubblico, l'80% del servizio a favore dei comuni soci, eccetera, e abbiamo avviato l'istruttoria conseguente. Noi stiamo correndo per concludere la relazione articolo 34 per approvarla prima di Natale e quindi di fatto andare a sottoscrivere l'affidamento al gestore prevalente entro quest'anno, così da essere pronti per l'anno prossimo ad avere un gestore unico e unitario, fatte salve 5 realtà in cui, in virtù dei contratti preesistenti, abbiamo stabilito un riallineamento al 2024, proprio per non andare a creare in qualche modo problemi con la contrattualistica in essere nei confronti di altri gestori. Quindi diciamo che noi adesso in questo momento siamo dotati di un piano d'ambito, stiamo completando la procedura di affidamento, abbiamo già adottato uno schema di regolamento unico per l'area corrispettivo e ci prepariamo ad adottare la carta di qualità e quello che segue. Abbiamo, e sottolineo un po' questo aspetto, in fase di stesura del piano d'ambito, cercato una grande attenzione alle diverse realtà territoriali e quindi anche ai diversi modelli di gestione che sono, come dire, sappiamo che sia come modello di raccolta piuttosto che di conferimento, che come obiettivi che si possono assegnare ai territori c'è una sostanziale differenza territoriale. L'altopiano di Asiago per noi, oltre a essere, come dire, territorio montano con caratteristiche particolari, per cui un porta a porta diventa anche costoso da gestire, ha il tema della fluttuazione turistica che diventa un ulteriore elemento di complessità, per cui insomma alcune percentuali di raccolta differenziata che siamo riusciti a ottenere con uno stradale sul comune d'altopiano sono assolutamente di soddisfazione, ma sono lontani dagli obiettivi che ci serve raggiungere. Quindi lavoriamo in questo momento con questa geometria ridotta rispetto alla complessità iniziale, ma molto orientata a cercare una forma di gestione, di regolazione che consenta a ciascuna porzione del territorio di ottenere i risultati che ci aspettiamo che arrivino. Grazie a Cristofani. Laura Salvatore, Padova Centro. Sì, buonasera a tutti.
Beh, questo è il mio primo intervento come direttore di un bacino che si è praticamente appena costituito. Noi siamo operativi da gennaio di quest'anno, quindi diciamo che stiamo correndo, come accogliendo l'invito di Stefania Tesser, per recuperare un po' il tempo perso. Quindi oltre a tutti gli adempimenti amministrativi e alle difficoltà che ricordava prima Giuseppina Cristofani relative alla liquidazione anche dell'ex consorzio, che è ancora appunto in essere, e abbiamo naturalmente dovuto correre sia su tutti gli adempimenti amministrativi, ma naturalmente prendere in mano subito le prime problematiche tecniche. Il Consiglio di Bacino Padova Centro è formato da pochi comuni, siamo in tutto 5, almeno ad oggi, sì, appunto. Però la gran parte è composta ovviamente come territorio dal comune di Padova e in effetti il nome lo dice, cioè il Consiglio di Bacino è Padova Centro. Quindi con tutte le problematiche di una grande città che ha oltre 200.000 abitanti in maniera fissa e ha un'università che apporta notevolissima popolazione e un ospedale che è un ospedale di fama anche internazionale sotto certi aspetti, e quindi abbiamo anche lì un aumento considerevole di popolazione presente, a fronte di altri 4 comuni che invece hanno dimensioni molto piccole e quindi con problemi che dobbiamo in qualche maniera riuscire a contemperare, perché capite che una grande città ovviamente non è lo stesso di un comune come può essere Casalserugo, ecco, che è comunque annesso a noi. Cosa abbiamo fatto? In questo momento noi abbiamo in ogni caso, una volta approvato il piano regionale, abbiamo pensato di approvare subito le nostre linee guida di piano. Quindi anche noi ci siamo dotati di un piano. Ricordo che all'interno del territorio di Padova Centro esiste un impianto minimo che per noi è quindi il punto base della nostra programmazione. I comuni invece piccoli si stanno dotando di centri di raccolta, alcuni ce ne sono già, altri sono stati richiesti con i fondi del PNRR, che purtroppo non hanno visto la possibilità di accesso del Consiglio di Bacino Padova Centro in quanto non era ancora operativo al momento della domanda per questi bandi. Stiamo lavorando perché anche come Comune di Padova abbiamo delle grandi difficoltà nel prevenire i fenomeni di abbandono, e questo è un grosso problema che stiamo affrontando e stiamo cercando di affrontare con un protocollo che abbiamo istituito come Consiglio di Bacino che comprende anche tutti gli altri comuni, proprio per istituire una task force che dovrebbe essere strategica e che riguarda anche un po' i comuni limitrofi di Padova. Però capite che la nostra necessità sarebbe anche quella di estenderla anche ad altri comuni limitrofi che però non fanno parte del Consiglio di Bacino Padova Centro perché fanno parte di un altro bacino. Però abbiamo la fortuna di avere una buona interlocuzione col Consiglio di Bacino Brenta e quindi non appena noi saremo pronti con questo progetto l'idea è quella di riuscire e vedere se riusciamo ad estenderlo anche almeno agli altri bacini limitrofi al nostro. Come percentuale di raccolta differenziata dobbiamo lavorare, e lo sappiamo, cioè dobbiamo comunque arrivare a queste percentuali che sono previste, quindi ci aspetta un lavoro importante, e un lavoro importante che abbiamo pensato di mettere in piedi un po' anche a seguito della partecipazione a quel progetto di Life at Zinc Waste insieme ad ARPAV che abbiamo appunto ospitato nel nostro territorio e che ha visto così incrementare la voglia di riuscire a vedere se c'era la possibilità di iniziare a fare sperimentazioni di tariffazione puntuale, cosa che adesso all'interno del nostro bacino non esiste, e stiamo lavorando abbastanza alacremente per vedere se dall'inizio dell'anno almeno su alcune zone in via sperimentale riusciamo ad attivare questa forma di tariffazione puntuale. E in più stiamo anche lavorando sulla modifica della Carta della qualità dei servizi, perché riteniamo che
la responsabilizzazione dell'utenza debba passare anche tramite un miglioramento del servizio, perché è la prima risposta che deve arrivare quindi da un bacino, e tutto il resto in corso d'opera. Grazie. Grazie Laura. Andrea Bombieri, Verona Nord. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Anche per me è la prima uscita come direttore del Consiglio di Bacino Verona Nord, perché sono dal 1° di agosto sono stato nominato direttore, quindi io avevo preparato una breve relazione, quindi una breve con alcune diapositive, ma ero stato su 7 diapositive proprio per avere i tempi giusti rispetto alla presentazione e i tempi a disposizione. Per farvi capire l'entità del nostro bacino, il Verona Nord, quindi sono 58 comuni, da questo punto di vista invidio la collega, almeno per i numeri in assemblea dei sindaci, e quindi ecco nel nostro caso i 58 comuni in assemblea, chiaramente dopo spiegherò il motivo anche di questo appunto. 422.000 abitanti e un'estensione che vedete che copre la parte nord della provincia di Verona. Abbiamo la prevalenza della tipologia di raccolta col sistema porta a porta, ancora alcuni comuni residuali con contenitori stradali, principalmente nella zona del lago e alcuni nel cuore della Lessinia, nella parte montana. Come vedete il territorio è caratterizzato da presenza turistica molto spinta al lago di Garda, quindi da tutta la zona del lago di Garda. Poi abbiamo comuni montani, quindi con popolazione di densità più bassa, poi abbiamo i comuni dell'est verso il Vicentino e i comuni della cintura metropolitana, quindi con densità abitative più alte e contesti completamente diversi, quindi una eterogeneità molto spinta rispetto al territorio. Come raccolta differenziata, vedete, abbiamo dei risultati abbastanza stabili che ci fanno avvicinare attorno all'80% come dati degli ultimi anni, e quindi dal punto di vista di raccolta differenziata riusciamo ad avere comunque, anche contando la presenza chiaramente dei comuni turistici che quindi incidono, influenzano molto la produzione di rifiuti, una percentuale che comunque si attesta attorno, vedete, all'80%. Come produzione annua di rifiuti pro capite potete vedere, si nota molto la riduzione che c'è stata nel 2020 e determinata in gran parte, chiaramente per l'anno Covid, ma per noi si è fatta sentire in modo particolare per l'assenza quasi completa del turismo sul lago di Garda, quindi c'è spicca ancora di più il valore del dato proprio anche per questi motivi. E produzione residuo, rifiuto urbano residuo pro capite, anche qui lo vedete molto bene, quello che dicevo prima, quindi 2020 e 2021, 2022 ripresa del turismo e quindi ritorniamo a dei valori attorno ai 112-115 kg abitante anno come valore. A fianco ho riportato la tabellina appunto del nuovo piano regionale con i requisiti dello scenario di buona performance. Vedete che sostanzialmente rispetto alla buona performance abbiamo dei risultati abbastanza vicini a quelli che sono le indicazioni del piano. Anche noi abbiamo un piano d'ambito che è stato approvato recentemente nel 2020, quindi le previsioni del piano d'ambito, principalmente le ho riassunte, naturalmente le principali, quelle più rilevanti, anche in termini poi di risultati attesi, in termini di miglioramento della raccolta differenziata, riduzione della produzione di rifiuti. Quindi il tema della tariffa, quindi tariffa puntuale con tutta una serie di elementi che si vogliono sviluppare attraverso l'applicazione del piano d'ambito, tutta una serie di attivazioni di sistemi di registrazione e di controllo del monitoraggio GIS dei servizi sui comuni, una minimizzazione del rifiuto secco con una politica naturalmente mirata per la riduzione della produzione di rifiuti. L'ottimizzazione degli sbocchi impiantistici, ecco, questo è un aspetto per noi molto importante, anche nel piano industriale è stato approfondito come tema, in quanto con territori completamente diversi, appunto abbiamo visto il territorio del comune del lago di Garda, montani e cintura metropolitana, chiaramente la parte impiantistica di preparazione e riutilizzo dei materiali oppure semplicemente per ottimizzare i trasporti, ecco che ha degli impatti molto rilevanti in termini di efficacia ed efficienza poi del servizio.
centri di riuso, quindi anche in questo caso una politica di promozione dei centri di riuso, promozione per dei contenitori da asporto per la riduzione degli scarti del residuo alimentare, compostaggio domestico e una serie di campagne informative di comunicazione e di sensibilizzazione da implementare e da organizzare sul territorio. Ora, in questo momento il Consiglio di Bacino è impegnato prevalentemente nell'attuazione ad una scelta del Consiglio di Bacino, che è l'affidamento in-house a un gestore quindi pubblico come gestore unico dei rifiuti all'interno del bacino. E quindi è un percorso estremamente complesso e articolato, oltre chiaramente per gli aspetti normativi dell'affidamento in-house, ma anche perché al nostro interno, è per questo che vi dicevo dell'assemblea dei 58 sindaci, abbiamo dovuto gestire degli equilibri all'interno dell'assemblea molto difficili nel veicolare tutti i comuni in una scelta unica di un gestore unico in ambito territoriale del nostro bacino, in quanto chiaramente capite che la complessità della gestione sul lago di Garda non è assolutamente riconducibile a quella che è le necessità di servizio di altri comuni, e far maturare questa decisione di un gestore unico a livello complessivo di bacino è chiaro che non è stato semplice nel percorso che stiamo portando avanti. Qui guardo l'amico Paolo Contò che ci sta aiutando in questo difficile percorso, ma attualmente appunto abbiamo questa delibera e questa decisione dell'Assemblea, quindi stiamo andando avanti anche noi come colleghi sulla individuazione per la procedura dell'affidamento in house. Quindi abbiamo già approvato un piano industriale, quindi è stato già sviluppato e proposto dal candidato all'in-house per uno scenario di 15 anni. Stiamo predisponendo statuto e convenzione della nuova società, che quindi poi riceverà l'affidamento in-house, e quindi avremo appunto un'unica regime, un'unica società che si occuperà quindi della gestione, degli smaltimenti e della tariffa puntuale. Come conclusioni, quindi, sottolineo appunto quello che ho detto in precedenza, quindi le caratteristiche del nostro territorio, i risultati in termini di raccolta differenziata, il nostro piano d'ambito e il piano industriale che è stato presentato quindi su questo scenario di 15 anni, ha degli obiettivi molto ambiziosi, quindi è proprio interno, quindi la nuova società a cui verrà affidato il servizio in-house, presentando il piano industriale, ha posto degli obiettivi molto ambiziosi in termini di riduzione del rifiuto urbano residuo e di obiettivo di raccolta differenziata, e il piano industriale che è stato presentato presenta anche un aspetto molto importante, una previsione di investimenti, potendo contare quindi su un arco temporale di 15 anni di affidamento, che dà la possibilità, quindi come vedete, di avere uno scenario molto interessante anche in termini di potenziamento dei sistemi di raccolta e di impiantistica sul tema di cui vi dicevo, quindi con la possibilità di investimenti importanti sul territorio. La priorità quindi in questo momento per il nostro Consiglio di Bacino è assolutamente quella di procedere celermente, con rapidità, con l'affidamento. Anche noi stiamo predisponendo la relazione ex articolo 34, quindi nel 2023 l'obiettivo è chiaramente quello di definire l'affidamento in house alla nuova società. Grazie Bombieri. Direi, se vogliamo fare una rapida battuta visto che vi aspetterà, come dire, l'obiettivo di trovarvi nel 2023 a dialogare nel bacino unico di smaltimento, volevo capire appunto se avete già le idee chiare o meno, o cosa vi aspettate. Ma ci sono due tematiche. Allora, la prima è quella, come dire, dell'istituzione, se vogliamo dire, per cui periodicamente quando ci sono, come dire, dei temi rilevanti, penso all'altro anno quando è uscito il discorso del cambio della norma sulla assimilabilità dei rifiuti, ci sono stati degli incontri tra direttori per vedere. Quindi da questo punto di vista istituzionalizzare questa cosa con una segreteria tecnica è assolutamente importante per passare da occuparci del problema puntuale che capita in un certo momento a magari anche elaborare in qualche modo strategie. Per vicinanza, per prassi, diciamo, ecco, con il bacino Brenta
c'è anche una prassi di confronto magari anche su altri temi. Portare a regime questa cosa come scambio di esperienze credo che sarà fondamentale, perché ecco, ascoltando le varie esposizioni, per esempio c'è un aspetto diverso ma comune a tutti, cioè noi siamo abituati a ragionare su un discorso di popolazione residente, ok? Ma ogni territorio ha delle particolarità. Veniva citata la parte della popolazione universitaria, la parte turistica, io penso a Giuseppina con l'altopiano, che c'è il tema delle seconde case. Noi abbiamo 3 basi militari da qualche decina di migliaia di persone tra militari e familiari, quindi ecco, ci sono queste particolarità che sono diverse come partenza, ma pongono un problema di garantire un servizio, ma anche l'informazione, come dire, puntuale per fare le cose nel modo migliore possibile. Non c'è Belluno, ma la montagna bellunese, anche quella dal punto di vista, per non parlare di Venezia, poi siamo fuori scala. Dopo arrivano. Ecco, quindi diciamo che questa segreteria tecnica indubbiamente penso se ne sentisse bisogno, e quindi da questo punto di vista qua molto contenti, la vedo molto positivamente. Cristofani, se vuole aggiungere. Sì, anche noi ovviamente, non essendo relativamente giovani nell'esperienza da Consigli di Bacino, lavoriamo e puntiamo molto il confronto tra colleghi, proprio anche per risolvere a volte anche delle condizioni molto spicce, perché in realtà noi parliamo dei Consigli di Bacino, ma sono strutture anche amministrativamente, dal punto di vista amministrativo, molto snelle, ecco, posso usare questo termine, quindi esatto. Ecco, e in questa snellezza, diciamo, le complicazioni sono ampiamente varie, e dunque il supporto reciproco è una condizione di lavoro che credo ci ha consentito anche di raggiungere certi livelli. E l'altro aspetto è che adesso noi siamo tra i bacini fruitori, nel senso che nel nostro bacino non ci sono impianti minimi, ma ovviamente dipendiamo da impianti minimi di altre realtà, e lavorare sulla regolazione della tariffa degli impianti minimi è ovviamente in una logica di arrivare a fare una tariffa unica in modo che tutti i cittadini del mio ambito per medesimo servizio possano pagare la stessa cifra, diventa, come dire, un elemento essenziale. Quindi noi abbiamo forti attese in questo senso, anche perché tutti, mi pare di capire, siamo saliti su questo treno in corsa che è la regolazione ARERA, che è cadenzata, stringente. È vero che sui rifiuti, almeno sotto il profilo istruttorio, non è ancora così attrezzata, visto che insomma ha fatto delle approvazioni abbastanza numericamente contenute, però l'esperienza ci dice che chi detta le regole è ARERA, e che queste regole diventano sempre più stringenti e quindi vanno ad assommarsi agli adempimenti e agli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Quindi questo mi sento di dire che mi aspetto un forte investimento da parte di tutti, in primis da parte insomma della Regione e del comitato preposto, proprio per andare a dare fare questa regolazione. Salvatore? Sì, anch'io lo vedo questa istituzione come un'opportunità, se verrà ben gestita dalla Regione, di fornire quindi anche una guida anche a questi consigli di bacino, che come il Consiglio di Bacino Padova Centro appunto è nato da pochissimo, ma si trova adesso ad affrontare delle scadenze molto ravvicinate, cioè il 2030 in un'ottica di programmazione è vicinissimo, cioè in un ente pubblico se si ragiona da adesso al 2030 si dice spesso ragioniamo per il domani, quindi capite lo sforzo che comunque c'è da fare, per cui io mi auguro che questa segreteria soprattutto, oltre al confronto tra noi direttori, che questo penso già avvenga, perché siamo tutti consapevoli delle difficoltà che attraversiamo
con continui cambiamenti, perché è vero che ARERA è intervenuta con poche deliberazioni, però effettivamente negli ultimi anni ci sono sempre stati metodi nuovi, anche troppi, e quindi fra l'altro con delibere che sono state approvate sempre subito prima dei termini di approvazione, quindi in realtà questo non ha sicuramente facilitato. Quindi ci auguriamo che anche poi questo piano regionale e queste istituzioni che sono a lato di questo piano regionale possano darci anche dei provvedimenti nei tempi consentiti e in modo tale che anche poi un consiglio di bacino, anche nato da pochissimo, possa avere gli strumenti poi per portarli avanti, ecco, senza riuscire, dico io, magari a pretendere che poi ci sia immediatamente un'immediata risposta perché magari scade il termine. Ecco, un po' questo, un'attenzione alla situazione proprio reale. Grazie. Bombieri, ultima battuta e poi... Sì, anche secondo noi è assolutamente importante poter avere un tavolo regionale di lavoro e di condivisione, sia per i rapporti con gli altri bacini, perché comunque è essenziale appunto confrontarsi sulle tematiche comuni di cui parlavamo prima, perché effettivamente poi le questioni da affrontare sono le stesse, e quindi poter avere un momento di confronto e comunque anche il supporto della regione e di ARPAV è sicuramente fondamentale. In particolare direi anche per la provincia di Verona, in quanto noi dal punto di vista impiantistico, e qui torniamo al decreto flussi per esempio, comunque le scelte che vengono fatte da quel punto di vista, ha un unico impianto, quindi per noi in questo momento la situazione e anche la difficoltà nel pianificare, nel programmare i conferimenti era uno degli aspetti su cui dovevamo confrontarci con i nostri gestori e quindi con i comuni. Ecco che poter avere anche nella programmazione che adesso verrà fatta dei conferimenti per il 2023 e poi in prospettiva la tariffa unica, ecco che è un elemento sicuramente per noi importante anche di programmazione, di poter contare appunto su una possibilità di programmare in modo più corretto i conferimenti per un'annualità. Vi ringrazio e invito a fare un cambio di guardia. Grazie a tutti. E invito a accomodarsi Anna Moretto per il Consiglio Venezia Ambiente, Milena De Zanet per il Bacino Dolomiti, Paolo Contò per il Consiglio Bacino Priula e Roberto Campagna per il Sinistra Piave. Allora, parto sempre da sinistra verso destra per non sbagliare. Anna Moretto, Venezia. Qui abbiamo bacini che hanno una storia meno recente, quindi un po' più consolidata forse rispetto agli altri che sono arrivati un po' in anni recenti. A livello di pianificazione, di raggiungimento degli obiettivi e come dire, prospettive. Allora, intanto porto i saluti della direttrice Luisa Tiraoro che non ha potuto intervenire oggi. Sì, il Consiglio Venezia Ambiente è il più antico, è stato istituito nel 2014, per cui rispetto agli altri ha questo vantaggio e anche questa responsabilità, nel senso che è stato sempre in attesa appunto di questo comitato regionale che ancora non si è costituito. Ha sempre sentito l'esigenza del confronto con gli altri che appunto erano non ancora nati o diciamo appena nati, e quindi la complessità del bacino di Venezia, ecco, fa sentire ancora di più l'esigenza di questo confronto. Noi abbiamo il bacino di Venezia è la città metropolitana di Venezia, il comune di Mogliano, per cui su 2 province. Ha una complessità sicuramente superiore agli altri, visto che ho diciamo una prospettiva ampia, lavorando anche per altri consigli di bacino ed ha soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi molto sfidanti di piano, ho potuto verificare proprio durante il recente periodo pandemico quanto effettivamente i veneziani producessero in termini di rifiuti, che chiaramente sono del tutto paragonabili al trevigiano e al vicentino. Ecco che però adesso che il turismo ha ripreso siamo molto lontani dagli obiettivi di piano.
sono state messe in campo diverse iniziative sia sui singoli rifiuti, ad esempio l'abbandono e diciamo, l'attenzione che c'è stata recentemente anche su alcune tipologie specifiche di rifiuti, tipo la microraccolta dell'amianto piuttosto che gli oli vegetali, adesso anche dei tessili, ma diciamo, la produzione di rifiuti del territorio è molto significativa. Gli impianti attualmente, abbiamo 2 impianti minimi che sono la discarica di Jesolo e il polo, diciamo, di Venezia, non sono ancora in grado, con la chiusura della centrale Enel a carbone che prendeva parte del CSS, di far fronte alle necessità del territorio, diciamo, veneziano. È andata progressivamente riducendosi e questo è dal nostro punto di vista un vantaggio. Quelle che sono le esportazioni dei rifiuti, che necessariamente nel caso del CSS hanno coinvolto diciamo, destinazioni extranazionali e quindi adesso con l'avvio della seconda linea si conta di essere autosufficienti per quanto riguarda i flussi prodotti dal territorio. Per quanto riguarda la pianificazione e la regolazione, il territorio è particolarmente complesso, ha necessitato di grande diciamo, coinvolgimento dei vari stakeholder e quindi questo ha sicuramente rallentato sia dal punto di vista del regolamento unico che del piano la produzione di questi documenti che sono tuttora in fase di cantiere. Ecco. Grazie. Milena De Zanetta. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il Consiglio di Bacino di Belluno è costituito in realtà da data abbastanza, più datato rispetto agli altri perché è il 2016, però purtroppo non siamo molto più avanti degli altri nei lavori. Io sono presidente da poco, da agosto di quest'anno, e all'inizio nel 2016 ho avuto più che altro un ruolo di indirizzo nei confronti delle amministrazioni comunali e degli affidatari e dal 2019 ho iniziato veramente a lavorare per andare nell'obiettivo di affidare la gestione a un unico appunto soggetto. Siamo ancora in corso, le cose stanno andando un po' a rilento, contiamo nel 2023 di riuscire a fare l'affidamento in house perché questa è la decisione che ha preso l'Assemblea dei Sindaci. Devo anche dire che comunque questi 2 anni, 2 o 3 anni non sono stati buttati via perché la realtà di Belluno è una realtà particolare, poi ognuno ha la sua perché sento qua, ognuno ha le proprie particolarità, le proprie criticità o differenze, però Belluno è un territorio che è molto ampio, con una popolazione tutto sommato limitata, si parla di meno di 200.000 abitanti e quindi c'erano tanti gestori, tante realtà differenti, si parlava di 11 gestori, 17 soggetti affidatari. Questi anni sono serviti per razionalizzare un po' la gestione, adesso abbiamo 4 società in house di fatto che stanno collaborando e che come servizio fanno sia alcune sono più sul porta a porta, altre hanno lo stradale voluto e in alcuni casi fanno un po' un misto diciamo, ma i 2 sistemi di raccolta sono questi 2, quindi il porta a porta e lo stradale voluto. Quindi comunque sono stati anni che hanno portato a una razionalizzazione, un'organizzazione di tutto quello che è il bacino. Ci manca la parte principale che è l'affidamento che speriamo e contiamo nel 2023 di giungere, appunto l'affidamento in house. Le società sono 4 come dicevo, stanno collaborando fra di loro in modo ritengo proficuo. Penso che insomma vediamo la luce in fondo al tunnel, nel senso che c'erano diverse sensibilità anche a parte dei comuni oltre che nelle società e quindi non era facile metterli d'accordo e cercare di gestire. Il mio predecessore ha lavorato tanto in quest'ottica e secondo me ha fatto anche un ottimo lavoro perché comunque ci stiamo arrivando. Ecco. Sulla raccolta dico che Belluno posso dire che è abbastanza virtuoso perché tutto sommato come percentuale differenziata è alta. Siamo partiti, in 4-5 anni siamo partiti da un 65-70%, adesso siamo ormai quasi tutti i comuni sono sopra l'80%. Ci sono dei punti di eccellenza addirittura anche al 90%, quindi voglio dire ci sono veramente comuni che stanno andando molto bene, nonostante dico a prescindere dai consigli di bacino, ecco, un po' le società che hanno lavorato bene, un po' i cittadini che forse sono stati sensibilizzati nel modo giusto e hanno risposto, ci hanno consentito di raggiungere dei buoni risultati. Ci sono sicuramente ancora comunque margini di miglioramento perché ci sono sempre su tanti fronti, voglio dire. Appunto dicevo, una realtà piccola e adesso il Consiglio del Bacino si sta appunto concentrando sull'affidamento, questo è il nostro obiettivo principale.
Il discorso del bacino regionale lo vediamo sicuramente in modo positivo, è un momento, soprattutto per me che sono nuova, ancora di più un momento di confronto e di arricchimento personale che mi può consentire di portare anche nel bellunese magari delle esperienze che sono state fatte fuori dal Belluno, perché è vero che ogni realtà è diversa, ma comunque le particolarità, le peculiarità di ogni zona possono essere in qualche modo replicate in altre zone, perché voglio dire, quello che è ad esempio il veneziano, dove ci sono magari c'è il turismo, anche noi l'abbiamo nella parte alta della montagna, voglio dire, no? Asiago che sentivo prima, noi abbiamo il Cadore, abbiamo l'Agordino, quindi ci sono dei modelli che possono comunque essere messi a confronto e il tavolo del bacino unico è sicuramente fondamentale. È importante per il bellunese anche l'aspetto del flusso dei rifiuti, perché noi a Belluno non abbiamo, ormai stiamo andando a conclusione come discariche, come situazioni per lo smaltimento, e quindi è importante anche coordinarsi sotto questo profilo qua, e sono convinto che appunto il bacino unico, il tavolo che si sta creando a livello regionale, avrà un ruolo chiave, fondamentale sotto questo punto di vista. Ultimo punto è la tariffa puntuale, che ci stiamo avviando, ci sono comuni che l'hanno già attuata o comunque la stanno mettendo in pratica, altri passo passo lo stanno facendo, e quindi diciamo che anche sotto quell'ottica ci stiamo lavorando, insomma, ecco. Il nodo chiave di Belluno è quella dell'affidamento, che è quello più difficile perché appunto per le sensibilità, ma sono convinta che nel prossimo anno si possa giungere alla conclusione. La ringrazio, De Zanetta. Roberto Campagna, Sinistra Piave, anche voi piano e prospettive. Buonasera a tutti, innanzitutto desidero ringraziare Legambiente per aver portato questo importante convegno a Conegliano, che è appunto il comune sede del nostro bacino Sinistra Piave, e noi siamo costituiti dal 2015 e abbiamo un metodo uniforme di raccolta, il porta a porta, abbiamo un unico gestore a cui è affidato il servizio a seguito della gara a doppio oggetto fatta appunto successivamente alla costituzione del bacino, e abbiamo la tariffa unica, quindi questi elementi oggettivi sicuramente ci hanno aiutato a raggiungere i risultati che abbiamo oggi, che sono in linea con i dati, i numeri, gli obiettivi che pone la Regione Veneto, che sicuramente sono obiettivi importanti e anche sfidanti. E questi sono elementi oggettivi, perché poi per raggiungere certi numeri secondo me è importante anche l'elemento soggettivo, quindi noi abbiamo sempre lavorato con i sindaci, con le amministrazioni locali per condividere questi risultati, questi obiettivi, perché naturalmente questi obiettivi vanno riconosciuti ai cittadini, al loro impegno. Ecco che allora, se siamo vicini a questi numeri che la Regione impone per i prossimi anni, non è che questo ci fa stare tranquilli, perché sono numeri che una volta raggiunti non sono numeri assoluti, anzi bisogna lavorare per il mantenimento e ovviamente, se possibile, anche migliorarli. E allora qui credo che appunto anche il fattore culturale sia importante. Ho sentito prima parlare di premialità, io credo che sia una cosa importante riconoscere i risultati che sono stati raggiunti, appunto premiare il lavoro fatto dai cittadini. E quel progetto di Life Rethink West credo sia molto importante, perché appunto incide molto anche sotto l'aspetto culturale, non solo economico. Aspetto economico che nel nostro bacino lo abbiamo ben all'attenzione, all'ordine del giorno, perché noi puntiamo anche molto sulla possibilità di aiutare, sostenere da un punto di vista economico anche le utenze, le utenze un po' più in difficoltà. Da tempo abbiamo inserito nel nostro piano finanziario un'agevolazione per le utenze deboli. Andiamo fino all'anno scorso era per fasce di ISEE fino a 13.000 euro, quest'anno le abbiamo alzate a 15.000 euro. Una mia idea sarebbe anche quella di inserire oltre all'ISEE anche il numero di componenti familiari, perché voi capite che una famiglia di 2 persone non produce lo stesso rifiuto di una famiglia di 6 persone, e in questi momenti credo che incida molto il consumo fatto dalle persone. Quindi noi abbiamo questa
Questa agevolazione che viene riconosciuta per la fascia di ISEE fino a 15.000 euro, dove andiamo ad abbattere del 50% la tariffa fissa. E sempre nella stessa direzione, credo, anzi non credo, è stato presentato stamattina quel progetto sperimentale di riuso, partiremo il prossimo anno, in 2 centri di raccolta, uno appunto Conegliano. Anche questo ha una valenza ambientale importante perché dà una seconda vita al rifiuto, dà la possibilità di conferire appunto oggetti che possono essere poi utilizzati da altre persone, da altre famiglie in difficoltà. E ci tengo appunto a sottolineare anche questa valenza sociale in questo periodo non facile, che non è un periodo breve, non facile da un punto di vista economico. Quindi queste sono anche le nostre prospettive future. Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, noi stiamo cercando di raggiungere una maggiore autonomia all'interno del nostro bacino con un impianto, quindi ragionare su una scala più ampia a livello regionale sicuramente dal nostro punto di vista lo vediamo in maniera molto, molto importante. Prima si diceva, sentivo il rapporto dei consigli di bacino con questi enti che promuovono siti UNESCO. Noi siamo territorio del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, quindi questa nuova attrattiva turistica per il nostro territorio, abbiamo già iniziato a notare dei flussi in aumento, quindi ho ascoltato con interesse appunto realtà di bacini dove affrontano da tempo questi flussi turistici. Sicuramente per noi sarà importante appunto una nuova sfida e quindi sicuramente il confronto con chi questi problemi li sta già affrontando non può che darci una mano. È un rapporto che però intendiamo affrontare non solo da un punto di vista appunto della raccolta del rifiuto, ma anche in una maniera più ampia da un punto di vista ambientale, perché stiamo portando avanti con questo ente un progetto anche di mobilità sostenibile, quindi bici elettriche, ricariche per poi questi mezzi da promuovere nei vari comuni. Ecco, chiudo con una riflessione, qua la faccio da sindaco di uno dei 44 comuni del bacino, ma di uno dei oltre 570 comuni del Veneto. Io credo che su questo tema in Veneto, ma anche su altri temi, ma sul tema dei rifiuti in modo particolare, con umiltà io credo che abbiamo sempre da imparare da tutti, però credo che con orgoglio possiamo dire che abbiamo anche tanto da insegnare. Grazie. Paolo Contò. Prova? Sì. Ho anche una presentazione. Credo, no, mi hanno detto di dire che sei del bacino Priola, penso che sia. Sì. Da un po' qualche anno. Mi stanno tenendo ancora. Confermi. Sì. Non so se sono come quello studente che ha sbagliato il tema, adesso ho delle diapositive, vediamo. Io ho interpretato come cosa si fa adesso per raggiungere gli obiettivi per il piano regionale, no? Che potesse essere, questa è la domanda che mi avreste fatto. E quindi per uno che fa questo, ha vibrato, è l'altro bottoncino. Siamo un bacino che a fianco ai nostri amici del Sinistra Piave sta sulla parte quasi di raggiungimento degli obiettivi del piano appena approvato, cioè il piano ci dice di passare dal 90 al 91% e di ridurre da 45 a 44 kg abitante anno. Un più è 1 meno 1, per cui quasi quasi si va per inerzia, però ho provato a fare un esercizio e dire ma più in generale, cioè che riguardi un po' tutta la regione in qualche modo, anche sulla base della nostra esperienza. E io dico che la cosa più importante, ed è la consapevolezza e anche il segnale politico più forte che vedo da questo piano, è esattamente questo. La regione ci dice di fare squadra, politiche associate e una gestione unitaria, un'esperienza che abbiamo fatto in termini di tariffa unica di bacino, di gestione del regolamento di bacino. Ora la Regione chiede a noi di fare squadra fra bacini
costruisce da una parte la tariffa, i flussi, la tariffa unitaria, adesso l'ufficio tecnico interno. La Regione ci dice che ciò che manca al Veneto è ciò che normalmente ci manca, perché siamo forti su tutto, però facciamo fatica a fare squadra. Per raggiungere questi obiettivi del piano basta fare squadra. Questo è il messaggio più forte che ho letto in questo. Non solo, la Regione ci dà anche degli strumenti, dice no, adesso vi do anche gli strumenti amministrativi che se non l'avevate capito prima vi do chiarimento sulla competenza alla determinazione unitaria tariffaria, sulla competenza regolamentare, rinforza addirittura il comitato di bacino regionale. Sono tutti segnali che politicamente arrivano a dire a noi ci manca solo questo come Veneto, no? Perché mettendosi insieme si arriva a fare tante cose. Quindi quello che è stata la nostra esperienza ed è vincente è quello di superare le paure. E allora se la Regione vuole questo, come possiamo noi non fare questo nei nostri bacini? Come possiamo noi dire, ma sì, ogni comune si arrangi, ma vedete voi, fatevi il modello che volete, tanto è lo stesso? No. Il messaggio è chiaro, dobbiamo traslare anche ai nostri comuni. Facciamo fatica, certo, e la Regione fa fatica con noi, perché ognuno di noi nel nostro bacino, ma vorrei un po' di più, un po' di meno. È fatica mettere insieme, noi lo sappiamo come bacini e anche la Regione fa fatica con noi, quindi dobbiamo fare questo sforzo di fare squadra e sarà lo sforzo che ci porterà ai risultati. Secondo me con quali modelli? È stato detto, sono anni che lo appello così, mi piace che sia stato detto dalla Regione, sistema responsabilizzante, che non vuol dire solo porta a porta, vuol dire anche altre cose, ma non tutte. Non tutti i modelli sono compatibili con la responsabilità. Quindi potremmo immaginare un modello responsabilizzante anche se declinato con modalità diverse, però un modello unico anche regionale, perché se è un modello responsabilizzante può avere delle declinazioni in montagna, al mare e quant'altro, ma sempre responsabilizzante dell'utente. Quindi magari facciamo un sistema regionale, un unico modello responsabilizzante, tante modalità figlie del modello. Tariffa premiante, quindi una tariffa puntuale che quindi premia. Ora vi do una notizia, nel Veneto abbiamo lo stesso modello tariffario in circa, modello articolazione tariffaria, in circa 1.200.000 abitanti, perché l'altro giorno hanno approvato il regolamento di bacino Rovigo che segue un po' alcune impostazioni concettuali. Forse riusciamo a fare un'articolazione tariffaria regionale. Penso saremo i 3/4 dei comuni in tariffa puntuale, 1,2 milioni. Non so se i calcoli sono giusti. Questo potrebbe essere una strada da compiere insieme. E poi impianti per l'economia circolare. Mi spiego meglio sulla prossima, forse, su questa. Verticalizzazione delle filiere di recupero. Noi che abbiamo una elevata raccolta differenziata dobbiamo completare l'impiantistica che vanno a recuperare il valore lungo la filiera del recupero. Non più solo il primo miglio, compostaggio, vedete? Non più solo il secondo, biogas. Non più solo il terzo, ma anche biometano. Ma addirittura guardare alle bioraffinerie di quello che ci può essere dentro, per tenere dentro il servizio pubblico anche non solo la catena del riciclo ambientale, ma anche quella del valore. Cioè, perché se lo teniamo all'interno delle gestioni, lo lasciamo agli utenti, invece di lasciarlo al resto che magari in posizione dominante crea delle situazioni. Quindi secondo me il futuro, dall'altezza del Veneto che ha questi risultati, potrebbe fare questo passo in avanti in termini di visione anche impiantistica. Dal mio punto di vista, con i risultati che abbiamo nel nostro bacino, non credo che ci sia un'ulteriore tariffa puntuale che ci porta a livelli molto più alti. Non è finito il tempo della tariffa puntuale per noi, non farà il risultato alla differenza, ma ci sono piccole cose, quali per esempio non so, il nudging, il gaming, il Kate, queste esperienze di orientamento e comportamentale dell'utenza possono fare piccole raccolte, vedete il logo nostro, micro raccolte IRE Recyclable,
piccoli rifiuti ancora rimasti qua e là, 90% poca roba, no? Quindi bisogna guardare le piccole cose, nuovi ecocentri concettualmente che abbiamo un po' creato. C'è il problema faticosissimo, vi assicuro, dello sviluppo impiantistico sono i prodotti assorbenti per la persona, non è semplice assolutamente. E per esempio stiamo partendo sulla raccolta differenziata nelle aree pubbliche, i cestini. I cestini sono un'area di sviluppo perché ci sono dei riciclabili molto più presenti che non nel secco indifferenziato, perché se noi andiamo, aspetta che volevo tornare indietro ma non l'ho fatto, non importa, se noi andiamo anche a provare a estrarre qualcosa dal rifiuto indifferenziato, questo però secco, torno indietro di qua, con un modello che potrebbe anche fare, vedete sulla destra, un'intercettazione dal residuo, i cestini che fanno 3-4 kg abitante anno potrebbero ricavare quel chiletto in più, quel chiletto e mezzo di materiali riciclabili e via dicendo. I flussi delle aziende sono quelli con più scarti, questo ci può portare ancora più avanti. Grazie. Grazie Paolo Contò, consorzio Destra Piave, Bacino Priola. E da Presidente dell'Ordine dei Biologi sottolineo l'aspetto della bioeconomia, che è un settore che può tirarci fuori da una serie di problemi che abbiamo fatto in questi ultimi decenni con la plastica, e quindi ben vengano tutti gli ulteriori sviluppi. Farei un secondo giro, però dividerei le due questioni. I consigli di bacino che hanno, come dire, un problema con i flussi turistici, okay? Intanto come domanda, e capire se anche questo momento di sinergia nel bacino unico può essere un momento per mettere a sistema tutta una serie di questioni legate ai flussi e quindi a esperienze di gestione dei flussi turistici per minimizzare poi quella che è il rifiuto residuo e riuscire a recuperare il più possibile, anche in qualche modo a sensibilizzare poi l'utenza, perché insomma, posto che vai, almeno io quando vado in vacanza misuro sempre il livello di accoglienza del territorio da come gestisce la raccolta differenziata. Si sente? Sì. Niente, anche Venezia, come altri territori, ha aderito al progetto Rethink Waste, e quindi soprattutto per la terraferma intende portare avanti la tariffazione puntuale, che al momento è presente ma non è ancora prevalente sull'intero territorio del bacino. Per quanto riguarda i flussi turistici, sì, c'è una certa differenza sul fare 15 giorni in montagna e avere la possibilità di formare il turista e la stragrande maggioranza dei turisti, diciamo, di giornata che popolano il territorio, diciamo, di Venezia. Già sono, diciamo, allo studio delle iniziative per la parte diciamo, di turismo costiero, dove appunto il turista rimane un po' più a lungo e quindi magari diciamo, è più facile cercare di raggiungere questo tipo di obiettivi. Ecco, la difficoltà del turista di giornata è tuttora materia di studio, quindi anche all'interno del comitato regionale il famoso indice di complessità chiaramente sottostima questo genere di problemi. L'abbiamo visto appunto durante il periodo pandemico, e quindi quel tipo di turismo al momento non ha ancora grandi strumenti, soprattutto quello, diciamo, del Comune di Venezia. Per quanto riguarda il discorso del turismo di montagna che è stato citato, sì, il turismo è un po' più, non è una singola giornata, sono più giorni, però se noi guardiamo la percentuale di riciclo nei comuni più turistici effettivamente cala, quindi quello è un problema che andrà affrontato. Ancora la soluzione non ce l'abbiamo, ma sicuramente dovremo affrontarlo, perché obiettivamente va chiaramente a diminuire la percentuale di differenziata che viene fatta a livello provinciale. Quello è un'incidenza che si dovrà affrontare. Al momento, come diceva la collega, non è semplice ancora, non c'è ancora stata una soluzione effettiva. Grazie. Un'ultima domanda invece a sinistra e destra Piave.
insomma, è difficile spostare sempre più in alto l'asticella della differenziata piuttosto che la qualità del rifiuto. E come modello, come dire, abbiamo fatto scuola in Italia, ma dobbiamo fare anche scuola probabilmente a livello europeo. Allora, a livello, si prospetta il prossimo anno il momento, come dire, di sintesi e confronto tra i modelli delle varie province del Veneto, anche in un'ottica di coordinare poi i flussi per gli smaltimenti. Qual è come dire, il gradino in più dell'asticella che serve alzare per non fermarsi, non sedersi? Dal mio punto di vista sicuramente raggiunto puntare molto sulla capacità appunto anche di smaltimento di questo rifiuto e lavorare molto dal punto di vista sul fattore culturale, perché bisogna insistere, l'abbiamo visto in questi anni, nei 2 anni di Covid, dove insomma i rapporti erano meno frequenti, abbiamo visto un risultato diverso dal punto di vista della raccolta. Per questo dicevo prima, anche queste premialità che possono essere sia finanziamenti a livello regionale, PNRR, insomma fondi comunitari che possano appunto permetterci di migliorare la raccolta, gli impianti eccetera, cioè serve proprio premiare i cittadini che, voglio dire, questa sensibilità ce l'hanno insomma in tutto il Veneto. Bisogna riconoscergli il lavoro che loro hanno fatto, quindi dal mio punto di vista sicuramente insistere molto sull'aspetto culturale e dopo chiaramente come società, come gestori continuare negli investimenti. Prima giustamente diceva il direttore Contò anche sul continuare a sfruttare il più possibile il rifiuto, quindi il biometano e tutte queste nuove fonti che potrebbero derivare dal rifiuto, dal trattamento del rifiuto. Domanda difficile comunque la tua. Intanto il bacino nostro 7-8 anni fa, 10, si era posto l'obiettivo di raggiungere il 96,7%. Era un dato puramente teorico, nel senso calcolato, e che serviva, mica perché siamo sicuri di raggiungerlo, ma perché serviva di traino. Non può essere un obiettivo per noi passare dal 90 al 91, no? Nessuno può avere un obiettivo di salire una cima della montagna alta 50 metri, no? Non è un obiettivo. Salire sulle pale San Martino è un obiettivo, no? Noi avevamo questa finalità, il 96,7 si poteva raggiungere calcolando determinate cose. E secondo me quello di porsi degli obiettivi senza più sfidanti è una delle cose che la politica ci deve aiutare a fare, quindi su tutto, perché per esempio se noi volessimo avere 0 malattie di un certo tipo, 0 cancro, penso che la politica metta il valore 0, no? Non dice voglio 50 malati di cancro, mette il più alto possibile, 0. E lo stesso dovremmo fare noi. Ci siamo riusciti? Non lo so, però siamo in media al 90%, ma abbiamo alcuni comuni al 93,5%. Penso che il prossimo anno, come un gruppo di ciclisti, il primo toccherà quell'obiettivo là. Gli strumenti li ho un po' elencati prima. C'è, per dire, il dato della frazione organica è molto basso nel nostro rifiuto residuo, che sono solo 45 kg abitante anno, ma nel flusso delle aziende è più alto, c'è un flusso di servizi dedicati e non solo sull'organico. Ed è qualcosa tipo il 30-35% di quella raccolta delle aziende. Quindi stiamo parlando di 10-15 kg abitante anno. Poi i cestini li ho detti 3, ma sono azioni abbastanza semplici. Ho visto i primi dati di 3 mesi, c'è il direttore di Contarina, di 3 comuni con i cestini. Quei 3 comuni hanno un dato diverso di quantità di rifiuto residuo. Se va bene, a fine forse è 1 chilo abitante anno. Solo i cestini, che sono 3 kg, e 15 delle aziende. Le aziende hanno una dinamica interna che necessita di comportarsi
come noi ci comportiamo per la città, ogni ufficio il porta a porta, cioè dei meccanismi di organizzazione. Non so se era questa la domanda, ma... Sì, allora ringrazio intanto, non so se con la Regione volete fare qualche domanda alla Regione o la Regione vuole fare domanda, volete intervenire in replica alla panoramica che è stata data dai consigli, oppure insomma avrete modo nel 2023 di incontrarvi nel comitato del bacino unico. Grazie a tutti e lascio la parola all'intervento di chiusura. Beh, grazie mille. Intanto colgo l'occasione veramente per ringraziare tutti dai partner, di partecipanti a questo Ecoforum, a questa prima giornata di Ecoforum che almeno nella mia impressione, spero che lo sia anche per voi, è sempre un luogo di confronto anche abbastanza alto su questi temi. Sembra che vengano fuori le idee migliori da sto luogo e proprio stavo riflettendo prima con la carrellata dei consigli di bacino su come 7 anni fa facessimo fatica proprio solo a parlarci nei consigli di bacino con molti, perché non riuscivano ad esprimere chi dare o ad un'idea unica. E vedere oggi che in qualche modo questa frammentazione, ma che raccontavate anche voi all'interno vostro, con i consigli di bacino con 5, 6, 7 aziende di raccolta, vari metodi di tariffazione, questa frammentazione magicamente sta venendo meno. Sta venendo meno riuscendo semplicemente a parlarsi. Capisco la difficoltà di governance che c'è stata in molti bacini nel chiudere degli enti vecchi, nel liquidarli, nel ricreare delle realtà nuove. Spesso non ne capite nemmeno tanto bene né dai cittadini né dai sindaci sulla necessità che il consiglio di bacino funzionasse bene. Ecco, ma proprio dall'esperienza che state avendo in questo pezzettino qua, e Paolo con Tosu, questo mi ha rubato un pezzettino dell'intervento, era proprio sulla voglia di stare assieme. Io mi ricordo 3 anni fa quando creammo le famose 12 poste per il piano rifiuti del Veneto. Facemmo una riunione con i consigli di bacino, se non mi sbaglio ce n'erano 10 su 12, e per alcuni era la prima volta che si confrontavano tutti assieme. Quindi c'era questa voglia di parlare, ed è da quella riunione là che sono uscite le nostre, anche da quella riunione che sono uscite le 12 poste, che poi la regione stessa e ARPA ci ha confermato che fossero state anche un po' la base di partenza per la creazione del nuovo piano rifiuti. Quindi da questo comitato unico vedo come ci siano delle aspettative molto 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 grandi, e penso che sì, che andremo verso un metodo unico, no? Un metodo unico di tariffazione ed in qualche modo di raccolta, perché già tutti voi avete parlato di praticamente dello stesso metodo. Quando si andrà ad implementare
a tariffa unica di smaltimento, ricordiamoci che non è la tariffa unica al cittadino, implementando quello molto probabilmente si arriverà anche a pensare ad un metodo di tariffazione unico per il cittadino, per tutto il Veneto, almeno per aree, per la montagna, per il lago, per la grande città che ha la pressione di tutti i comuni con termini. Quindi io se fossi Regione Veneto e ARPA, sinceramente con queste aspettative qua prenderei anche un po' di paura, però posso dire che invece è uno stimolo ed è uno strumento amministrativo che veramente ci farà arrivare ad essere sappiati non da tutta Italia, ma essere faro anche a livello internazionale. Noi ci saremo e vi seguiremo e saremo anche lì magari a farvi le pulci per alzare sempre più la sticella e per riuscire appunto ad ottenere a fare di tutto il Veneto e non solo di un pezzettino del Veneto l'eccellenza. Ecco, con questo vi ringrazio e vi diamo appuntamento a domani mattina per la premiazione dei comuni di rifiuti free, una giornata di festa. Vi ricordo che ci sono già circa 120-130 sindaci iscritti, quindi sarà veramente il giorno di festa dove premiamo le eccellenze e il Veneto, appunto, è il nostro sogno che i 563 comuni del Veneto siano rifiuti free, a partire dalle città che oggi non ce la fanno, dalle grandi città che oggi non ce la fanno. Grazie e ci vediamo domani. Grazie mille.